Sulla data della ripartenza Lombardia e Veneto guidano il fronte delle regioni pronte ad accelerare, ove ci sia il parere favorevole degli esperti. Per noi il lockdown non esiste più, dice Zaia. Intanto è al lavoro la task force guidata da Vittorio Colao. Sentiamo Fabrizio Frullani. Il Presidente del Consiglio Conte è in attesa del primo documento della Task Force Riaperture. Colao e i 17 saggi sono tornati a riunirsi in videoconferenza anche oggi per ultimare la fase dopo il giro d'orizzonte con i rappresentanti delle attività produttive. Documento che insieme al parere del Comitato Scientifico sarà la base per il decreto Riaperture che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni dal Governo. Domani cabina di regia tra il Ministro Boccia e i governatori. Fontana propone orari scaglionati e controlli anti-affollamento sui mezzi pubblici, ma ribadisce ci deve essere il via libera sanitario. Se il 4 maggio gli scienziati decideranno di rimanere chiusi, lo faremo. Anche il Veneto ha blocchi di partenza per la riapertura. Il trend positivo, dice Zaia, ci fa ben preparare. Il lockdown non esiste più. Posizione diversa quella dell'Emilia-Romagna. Non dobbiamo andare in ordine sparso, dice Bonaccini. È il governo che ha l'ultima parola sulla ripartenza, ma avverte attenzione perché si rischia di vanificare quanto fatto fin qui. La Campania è già al lavoro da giorni sulla ripartenza. De Luca ha incontrato le parti sociali e aspetta la definizione di un protocollo per la sicurezza sui posti di lavoro. Infine l'appello di 150 ricercatori al governo sulla fase 2. Il professor Valditara e gli altri chiedono test molecolari e serologici per identificare i positivi, una campionatura fedele per comprendere l'estensione del contagio, l'obbligo per chi ha contatti con il pubblico di mascherine filtranti e l'utilizzo di dati elettronici per il tracciamento e la geolocalizzazione fino al termine dell'emergenza.